Lo sapete, è vero che il Veneto è straordinariamente bello. 100 sguardi sul Veneto è un volume voluto dalla regione, realizzato da Pamela Ferlin, a cui ho chiesto: portami in un posto magico. Ciao Leandro, buongiorno a tutti. Dei nostri 100 sguardi sul Veneto, oggi parliamo dell'abbazia di Praglia, che è in provincia di Padova, nel comune di Teole, ai piedi dei Colli Ugani. Raccoglie 49 frati benedettini che si prendono cura di questo luogo magico, spirituale, ma con anche un importantissimo portato pratico, perché sapete, i benedettini, fedeli alla regola ora et labora, sono in 49 e 4 di loro sono ultracentrenari. Producono delle meravigliose marmellate, vi consiglio assolutamente di provare quella di pesca e non perdete l'occasione di ammirare la biblioteca monumentale nazionale che ha all'interno. Custodisce 130.000 opere antiche, sempre all'interno della biblioteca, un laboratorio raffinatissimo e prestigioso di recupero e restauro di libri antichi. Consente ai bravissimi artigiani benedettini di recuperare volumi antichi, antichi manoscritti, piantine, cartine d'epoca. In attesa che il volume sia in tutte le librerie, la Regione Veneto Vi consiglio di seguire il portale della Regione Veneto, Cultura Veneto, che ogni giorno pubblica un post di questi nostri 100 sguardi, quindi alla fine avremo 100 post grazie ai quali potremo forse ispirarci per le nostre prossime gite. Grazie Pamela, a Praglia bisogna andare. Buongiorno Mattino.